Bentrovati, seconda parte di A voi la linea, che apriamo parlando di un progetto avviato da ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, progetto finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo della lingua friulana nella pubblica amministrazione. Oggi il primo incontro in Regione. È un progetto estremamente importante che vede il sostegno dell'Unione Europea tramite un progetto Interreg, un sostegno appunto finanziato dall'Interreg Italia-Slovenia, e ha come partner diversi soggetti importanti, tra cui l'Università di Lubiana, ma anche diverse aree importanti del governo sia sloveno e anche croato. La questione importante è quella appunto di poter divulgare la possibilità di utilizzare lingue minoritarie o comunque lingue locali che sono riconosciute dai nostri stati, e queste lingue minoritarie vengono utilizzate appunto nella pubblica amministrazione, non solo per livelli burocratici ma soprattutto per livelli legali. Quindi il fatto di potersi confrontare, poter raggiungere un livello di possibilità per l'utenza ottimale nell'utilizzo appunto di queste lingue è per noi fondamentale ed è un grande punto di riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È una sorta di professionalizzazione della lingua friulana anche negli ambiti lavorativi pubblici? Assolutamente sì, è un percorso che abbiamo iniziato ormai da anni ma che trova coronamento in questo progetto. Sottolineato una cosa importante, ovvero il finanziamento dell'Unione Europea per quanto riguarda le lingue minoritarie, e il friulano in questo senso è tra le prime lingue che vengono appunto sostenute dall'Unione Europea. Assolutamente sì, l'Unione Europea ha questa caratteristica di poter dare risalto alle lingue minoritarie finanziandole con progetti appunto ad hoc, ma vediamo che c'è una grande attenzione soprattutto in un'area come la nostra regione, che vede 3 lingue minoritarie, lingue locali ed in più chiaramente la lingua nazionale, e questo fa della nostra regione un unicum. Il friulano chiaramente ha un ruolo importante, non è l'unica lingua minoritaria della regione, ma noi ci troviamo con grande favore a confrontarci con lo sloveno, e quindi abbiamo questi progetti che vengono portati avanti con capacità e sinergia da entrambe le parti. E la sinergia sarà anche un valore importante tra friulano e sloveno in vista di Go 2025? Assolutamente sì, stiamo già lavorando da diversi mesi e probabilmente porteremo in campo qualcosa di importante, non solo per quello che riguarda specificamente l'utilizzo della lingua friulana, ma l'applicazione della lingua friulana all'interno di diversi contesti, anche contesti che normalmente non vengono toccati appunto dalle lingue minoritarie.